Questo mi fa molto piacere perché l'amministrazione è vicina alla scuola, alla sensibilità, a quello che è la storia, come ha raccontato la professoressa, è uguale vicino a noi. Anche gli ultimi avvenimenti che avvengono proprio negli ultimi tempi ci ricordano quello che succedeva e succede. Questo nostro laboratorio lo facciamo da tanti anni, ringrazio la professoressa che con dedizione incredibile, facendo partecipare i ragazzi di tutte le età, di tutte le classi, dal primo al secondo, al terzo, al quarto e al quinto, quindi tutti i ragazzi sono partecipi attivi e insieme riusciamo a fare sempre, ogni anno, questo lavoro. Io vi auguro una buona visione, passo la parola ovviamente ai docenti, porti saluti anche all'assessore Massimo Fazio e del sindaco ovviamente. Come dice sempre appunto il nostro sindaco, viva Sant'Agata dei Battiati, grazie. Intanto questo spettacolo che presentiamo stasera è quello che noi abbiamo presentato alla fine dello scorso anno scolastico, perché appunto la messa in scena di una tragedia o di più tragedie come in questo caso avviene proprio alla fine di un percorso che dura durante tutti i mesi scolastici di laboratorio di teatro classico. Quest'anno abbiamo messo in scena l'Orestea di Eschilo, è una trilogia, l'unica trilogia di cui noi siamo in possesso, che Eschilo presenta nel 458 a.C. e che, come tutte le tragedie greche, è densa di significato, carica di insomma, interrogativi, questioni, problemi che noi effettivamente possiamo riscontrare ancora oggi. Allora.